Dalle 8:30 di questa mattina gli studenti sono accorsi in massa a Venezia, dandosi appuntamento davanti alla stazione Santa Lucia, una vera e propria invasione di quasi 10.000. Provare a usare i distributori di acqua per ridurre l'uso della plastica, provare ad usare i mezzi pubblici che andrebbero migliorati, andare in bici e sì, tutte queste piccole cose, provare a mangiare meno carne perché c'è tutto un discorso col factory farming. Studenti che hanno animato le calli di Venezia in corteo accompagnati da cartelli, striscioni e slogan dei più disparati. Mogliano Veneto. Scuola? Dal liceo Berto. Dall'Istituto Tecnico Nautico Venier, Venezia. Da Milano, dal Majorana. Siete giustificati oggi dalla preside? Certo. Si spera. Sì, penso di sì, dai. Alcuni come questo anche decisamente compromettenti. Sì. Sì. Preferisco che lo facciano a me piuttosto che al pianeta. E poi uno slogan su tutti, il principale: vogliamo respirare il nostro futuro, ci avete rotto i nostri polmoni. Ragazzi con maschere, i balli degli studenti anche interamente ricoperti da immondizie e bottiglie di plastica a rappresentare il mare inquinato. Supportati per la musica da un pannello solare mobile e per gli amplificatori, ballando e cantando pure contro le multinazionali. A dare sostegno ai ragazzi anche queste ex studentesse, ora nonne. Voglio che i miei nipoti e tutti i nipoti abbiano un futuro. Però mi fa piacere, la gioventù deve crearsi un futuro prossimo e fanno benissimo. Famiglie intere con bimbi muniti di cartellonistica. L'importanza è che domani avranno loro in mano le redini di questo pianeta. Noi abbiamo solo il compito di lasciarle un pochino meglio. Alla mobilitazione a sfilare anche la CGIL. Siamo i primi che hanno chiesto appunto investimenti per le auto elettriche e quindi crediamo di poter partecipare a pieno titolo a questa manifestazione sostenendo la battaglia dei giovani e degli studenti.